Focus TG, buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. In apertura di telegiornale il caso di Samira, la mamma di Stanghella nel Padovano, che è svanita nel nulla quasi 2 mesi fa. Ora c'è una svolta nel caso, il marito è indagato per omicidio e nelle scorse ore con il suo avvocato ha ritrovato in un campo il braccialetto strappato della moglie, ma facciamo il punto nel nostro primo servizio di questa sera. Esce dalla caserma dei carabinieri, in braccio la sua piccola, il viso segnato. Mohamed Barbri, il marito di Samira, la mamma marocchina di Stanghella, scomparsa dallo scorso 21 ottobre, accompagnato dal suo avvocato, ha appena consegnato un pezzo di braccialetto. Lo ha ritrovato nello stesso campo, a pochi metri dalla sua abitazione, dove qualche giorno fa aveva rinvenuto anche una scarpa e una maglia della moglie. Io ho bisogno della moglie per la bambina, per la casa, per tutti. Si chiude in macchina con la figlia e non parla più. Lui si dichiara completamente estraneo a qualsiasi cosa possa essere accaduta a Samira, a qualsiasi essa sia. Evidentemente questi ritrovamenti non fanno presupporre un lieto fine della questione della scomparsa di Samira. Mohamed è indagato, le accuse sono pesanti: omicidio volontario e occultamento di cadavere. Una svolta nelle indagini è arrivata il 9 dicembre ma trapelata solo nelle scorse ore. Nel pomeriggio di mercoledì poi il nuovo ritrovamento, il braccialetto strappato di Samira. Gli ho chiesto lì per lì di condurmi a fare un sopralluogo dove aveva ritrovato la scarpa e il portachiavi di Samira. Dopo circa mezz'ora di sopralluogo fatto alla mia presenza, Mohamed mi ha chiamato facendomi notare di aver rinvenuto questa catenina, questo braccialetto che lui ha riconosciuto essere appartenente a Samira. Di qui l'appello che facciamo in maniera molto netta e decisa di cercare millimetro per millimetro in quel posto. Coincidenze che potrebbero aggravare la posizione del marito, della donna. La zona, dice l'avvocato, ormai è stata contaminata e suggerisce una nuova pista. In quel posto ora ci sono anche guanti di lattice, ci sono pezzi di plastica, pezzi di vetro, potrebbe esserci stato un incidente e Samira è stata travolta. Scontri in Val di Susa contro la TAV, blitz della polizia nel mondo degli antagonisti. Tra gli indagati c'è anche una vicentina vicina al centro sociale Bocciodromo. Scontri al cantiere della TAV a Chiomonte del 27 luglio scorso. La polizia setaccia il mondo degli antagonisti tra Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Nella rete anche un'attivista vicentina che gravita nell'orbita del centro sociale Bocciodromo di Vicenza. Gli uomini della Digos di Torino, coordinati dalla procura, hanno eseguito una serie di misure cautelari nei confronti di leader e militanti. I reati ipotizzati nei confronti degli antagonisti sono, a vario titolo, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento in osservanza dei divieti dell'autorità. 14 in totale le misure cautelari emesse dal GIP, 16 le perquisizioni. Tra gli indagati una 27enne vicentina frequentatrice del centro sociale Bocciodromo di Vicenza. Nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare coercitiva che le vieta di entrare e tantomeno avere il domicilio in provincia di Torino. Perquisita la sua abitazione, dove gli agenti della Digos di Vicenza hanno sequestrato vari indumenti della giovane riconosciuti come quelli che avrebbe indossato in occasione dell'assalto del luglio scorso al cantiere del TAV a Chiomonte. Episodi di violenza che avevano visto un gruppo d'assalto diretto al cantiere mentre un secondo aveva raggiunto il dispositivo di sicurezza passando per i boschi dall'alto. 4 cittadini romeni di età compresa tra i 29 e i 35 anni e con precedenti per reati contro il patrimonio sono stati arrestati dalla polizia stradale di Rovigo, Padova e Vicenza perché ritenuti gli autori dell'assalto al casello di Badia Polesine dell'autostrada A31 Valdastico a novembre. Gli agenti della polizia stradale li hanno intercettati su un autobus diretto in Romania. Fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il colpo aveva fruttato oltre 50.000 euro, parte della refurtiva, soprattutto banconote da 5 euro, è stata recuperata nei loro zainetti. 4 si trovano ora in carcere al Due Palazzi di Padova. Incendio questa mattina alle acciaierie Valbruna a Vicenza, fuoco, tonnellate di materiale di scarto di lavorazioni metalliche.
Incendio alle acciaierie Valbruna di Viale della Scienza a Vicenza. L'allarme è scattato verso le 6 del mattino. Ad andare a fuoco sarebbero stati dei residui metallici stoccati all'esterno dell'azienda. Le fiamme si sarebbero sviluppate nella zona deposito del materiale truciolare proveniente da lavorazioni meccaniche. 2 le squadre dei vigili intervenute che per tutto il giorno e ne avranno anche per tutta la serata sono impegnate nell'opera di spegnimento di quello che tecnicamente è definito un incendio covante. Un lavoro lungo e laborioso che vede i pompieri impegnati a movimentare i residui di lavorazione un po' alla volta, si parla di tonnellate di residui metallici, per poi con l'acqua raffreddarli, onde evitare che le fiamme possano riaccendersi o comunque prendere vigore. C'è una brevissima pausa, torniamo tra poco, vi aspetto. Riprendiamo con i temi della sanità accolte nella conferenza delle regioni, la proposta del Veneto di utilizzare in corsia gli specializzandi per far fronte alla carenza di camici bianchi. 2 miliardi messi a disposizione già a partire dal prossimo anno per la salute e l'utilizzo degli specializzandi in corsia già dal terzo anno sono le 2 novità più importanti approvate dalla conferenza delle regioni e contenute nel cosiddetto patto per la salute. E noi siamo stati promotori a livello nazionale, adesso hanno accettato le nostre proposte di mettere nel sistema ospedaliero, dove dovrebbero lavorare giustamente solo i medici che sono laureati e specializzati, di iniziare a far lavorare anche i medici solo laureati per fare delle attività di base ma che ci aiutano. Accolta dunque la proposta avanzata dal Veneto e da altre regioni, la palla passa ora alla conferenza Stato-Regioni per chiudere l'accordo. 1300 i medici che mancano negli ospedali veneti, ha ricordato il governatore Zaia, soprattutto nell'area delle emergenze. In Veneto vengono erogate 2 milioni di prestazioni nei pronto soccorsi, dove però mancano 315 camici bianchi. La possibilità di utilizzare in corsia gli specializzandi rappresenta un'importante boccata d'ossigeno. Oggi all'interno del Patto per la Salute, Patto 2020-22, che contiene appunto tutte queste indicazioni, proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze e le richieste delle regioni, e anche in questo caso il Veneto ha fatto da apripista. Intanto la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato a procedere alla firma degli schemi di accordo con le università di Padova e Verona per disciplinare le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative, delle scuole di specialità e le modalità di svolgimento della formazione per la loro assunzione a tempo determinato. E adesso il caso della nuova pediatria di Padova. Dopo l'incontro con il nuovo soprintendente, schiarite in vista appunto per la nuova pediatria, ci saranno delle modifiche al progetto, ma i costi non sono destinati a crescere. Sono convinto che con un ragionevole ritardo, ma presto, si riparta nella direzione che tutti quanti auspichiamo. Pediatria, la storia infinita, o quasi. Dopo il nuovo incontro tra il nuovo sovrintendente, il direttore generale Flore e l'architetto che ha redatto il progetto Maurizio Stirollo, segnali positivi sono emersi, con il sovrintendente Magani che promette di non andare in ferie perché bisogna ancora lavorare molto. La garanzia migliore per ottenere quello che vogliamo, ma in questo caso sto parlando della nuova pediatria, è di crederci che è possibile. Nulla si ottiene senza affrontare difficoltà e problemi. Quello che conta però è la volontà di farcela, nella certezza che per ogni problema, perlomeno di questo tipo di problemi, ci possa essere una soluzione. La vita e la salute dei bambini è l'interesse principale che deve segnare l'agire di tutti, ha detto l'assessore allo sport Diego Bonavina, che presenziava, a nome dell'amministrazione, agli auguri natalizi al Dipartimento di Pediatria. La riunione con il sovrintendente non sarà sicuramente l'ultima, ma traspare ottimismo, anche se in molti pensano che sia stato perso troppo tempo. Ma io posso parlare per 2 anni e mezzo che sono qui e già mi sembra che tempo ne sia trascorso in mezzo a 1000 difficoltà. Certo è che quando rifletto e dico che questo passaggio era un passaggio che aspettavamo da 20 anni a Padova, mi viene da pensare che forse abbiamo dormito, e non voglio colpevolizzare nessuno, mi metto io in testa da cittadino, forse abbiamo dormito veramente tanto. E adesso vi raccontiamo la storia di un'ex studentessa universitaria di Padova che ha contratto il virus dell'HIV durante il progetto Erasmus.
Manipola alcuni vetrini con pezzi di HIV mentre prepara la tesi di laurea nel laboratorio di un'università straniera dove stava facendo l'Erasmus e pochi mesi dopo scopre di aver contratto il virus. È la vicenda paradossale capitata ad un'ex studentessa poi laureatasi a Padova e riportata dal Corriere del Veneto. I fatti risalgono a 7 anni fa. La studentessa, donatrice di sangue, scopre facendo degli esami di essere sieropositiva. Nessun comportamento a rischio, solo il contatto in laboratorio con il virus dell'HIV che stava studiando per la sua tesi di laurea. La donna a distanza di anni ha fatto causa a entrambi gli atenei, quello italiano di partenza e quello ospitante, chiedendo al Tribunale di Padova, competente per l'ateneo italiano, un risarcimento milionario. Questa storia le ha distrutto la vita, ha raccontato l'ex studentessa attraverso il suo avvocato. Ha sofferto di depressione e si è chiusa in se stessa. Difficile ricostruire anche la dinamica del contagio. Stando alla sequenza genetica della perizia di parte, il virus che l'ha colpita non circola tra la popolazione, ma corrisponde a quelli costruiti in laboratorio. Quindi il contagio potrebbe essere avvenuto proprio durante l'attività di ricerca e addirittura non attraverso la contaminazione di sangue, ma per via aerea. La vicenda giudiziaria è nelle fasi preliminari, anche se i giudici hanno già fissato la prima udienza. Secondo l'avvocato della donna, l'HIV da laboratorio è curabile, ma con più difficoltà perché i farmaci disponibili sono stati sviluppati sui virus circolanti. I temi economico-sindacali, nulla di fatto al Mise dall'incontro sul futuro del passaggio di proprietà Auchan-Conad. Il Conad continua a non dare risposte. Continuiamo a chiedere, ovviamente sulla informazione che ci hanno dato di un esubero di 6.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale, di sapere almeno dove sono ubicati sul territorio nazionale e non danno assolutamente alcuna risposta. Centinaia di lavoratori del veneziano continuano a rimanere col fiato sospeso. Dall'incontro convocato a livello nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico sulla vicenda Auchan-Conad e sul futuro delle migliaia di dipendenti che stanno vivendo il cambio di insegna sui negozi dell'ex colosso francese, non arrivano le notizie sperate. La Regione ha offerto la propria disponibilità a favorire un confronto sindacati-azienda focalizzato sulle problematiche specifiche dei punti vendita veneti, che impiegano complessivamente 1.500 dipendenti. Noi sì, siamo abbastanza favorevolmente colpiti da questa volontà da parte della Regione, però siamo anche fortemente dubbiosi da come si sta atteggiando Conad nei tavoli, diciamo, istituzionali. Quindi se al Mise si sono comportati così, non so per quale motivo in Regione Veneto dovrebbero comportarsi diversamente. Nel veneziano, per quanto riguarda Simpri, la proprietà è passata di mano in 2 punti vendita su 3, Quarto d'Altino e Mira. Su Mestre rimane invece un punto interrogativo. All'Auchan, sempre di Mestre, dove contando anche l'indotto, secondo i sindacati sarebbero in ballo circa 750 posti di lavoro, il 30 ottobre si era svolta una manifestazione proprio per chiedere chiarezza sul proprio destino. L'unica cosa che si sono sbilanciati a dire è che probabilmente la ristruttureranno da 2 piani a un piano solo, quindi pensare che da 2 piani a un piano solo non ci siano esuberi la vedo un po' complicata, anche se loro hanno dichiarato questa cosa. Cauto ottimismo invece sul fronte ACC Wanbao. Grazie all'interessamento anche del Premier Conte che si è attivato nella settimana scorsa per richiamare l'ambasciata cinese, siamo arrivati a un momento in cui si apre la possibilità di fare le verifiche per l'amministrazione straordinaria. Punto e partita per il governo che al tavolo del Mise ha riaffermato la volontà di salvare ACC Wanbao. Il commissariamento e quindi l'amministrazione controllata che dovrà essere validata dal Tribunale rappresenta il passo in avanti importante per permettere allo stabilimento di Mella di avere una continuità produttiva. Occorre adesso fare le verifiche sul bilancio del 2019, queste verifiche potranno essere fatte entro il 31 gennaio del 2020 e a questo punto poter capire se vi sarà questo passaggio per il commissario straordinario. L'uomo su cui viene riposta fiducia incondizionata è Maurizio Castro, che già in passato e proprio per ACC ha rivestito medesimo ruolo e che ha già confermato le possibilità di mercato presenti in Europa. Cauto è l'ottimismo del sindacato, della FIOM in particolare. Questo percorso è un percorso complicato, denso di incognite, e noi abbiamo chiesto di avere periodiche verifiche rispetto a questa volontà espressa. Esprimiamo una moderata soddisfazione, però non siamo fuori dal tunnel. Fiduciosi i lavoratori che hanno atteso l'esito dell'incontro davanti al Mise.
è chiaro che abbiamo comunque un'apertura, abbiamo una possibilità che va perseguita, noi però come organizzazione sindacale non ci sentiamo di dire che abbiamo trovato la soluzione. Ai lavoratori le espressioni di elogio da parte di tutti, perché come ha ribadito il ministro D'Incà sono l'espressione di un intero territorio unito e di dipendenti che già in passato hanno dimostrato il proprio legame con l'azienda, riducendosi lo stipendio del 50% così da permettere all'allora commissario di acquistare le materie prime. E adesso ci fermiamo, riprendiamo però tra poco con una bella storia di solidarietà. Riprendiamo Focus, come vi dicevo, con una bella storia di solidarietà che ci arriva dal Padovano. Una nonna di 93 anni ha donato fegato e reni. Non c'è età per un gesto di altruismo. La signora Elena, il nome è di fantasia, a 93 anni ha donato gli organi. Il fegato e i 2 reni sono stati prelevati, giudicati idonei al trapianto e innestati con successo su 2 pazienti in lista d'attesa. Lei, padovana, madre di 5 figli, nonna di 9 nipoti e bisnonna di 2 pronipoti, ha scelto questo gesto di grande altruismo. La bisnonna padovana, nata poco dopo la Grande Guerra, è venuta a mancare improvvisamente per un'emorragia cerebrale dopo una vita dedicata agli altri. La donna è sempre stata in salute, i suoi organi in buono stato hanno dato la speranza ad altre 2 persone. Per noi è stato un gesto bellissimo di cui andiamo orgogliosi, dice il figlio della signora Elena. Mia madre è sempre stata una persona accogliente, che faceva beneficenza, molto religiosa, una persona che teneva le porte aperte, c'è parso di fare la sua volontà. Anche il direttore generale dell'US6, Domenico Scibetta, ha espresso il suo ringraziamento alla 93enne. Bisnonna Elena ci lascia un grandissimo testamento. Non è mai troppo tardi per fare del bene. Questo è l'insegnamento di Elena e dei suoi familiari che ci piace mettere sotto l'albero di Natale, riconoscenti per quel sì che dà scacco all'anagrafe. E a proposito del Natale, adesso gli auguri rock di Don Franco De Marchi. Un Gesù rock che invita a vivere una fede rock. Ecco il regalo di Natale che Don Franco De Marchi, prete di San Floriano a Castelfranco, ha deciso di fare ai suoi parrocchiani, pur dedicandolo alla mamma Rita. Un video dalle atmosfere underground dove chitarra e batteria la fanno da padrona. Il brano, scrive nel suo blog lo stesso parroco, è uno stimolo affinché si viva una fede più cristiana, quindi umana, una preghiera, quasi un'invocazione. Vieni Signore Gesù, fin dal mattino ti cerco, voglio restare insieme a te, vieni e non tardare, Maranatha. Rendere la vita un capolavoro, questo l'augurio per Natale del prete rock di Castelfranco, nato a Salvarosa nel 1951 e ritornato da poco nella Castellana dopo aver guidato diverse comunità in giro per l'Italia, da Genova a Bologna. Una fede che da rock diventa anche rap, lontana anni luce dai placidi canti di Natale, ma il messaggio è comunque di speranza. Quando il cielo guardo, incrociami lo sguardo e non c'è ora scura, oggi non ho più paura. Tu sei la cornice, quella con la luce, tu sei la parola, la più bella che si dice. Non guardare in alto, lui non è... È tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci.